Oggi andremo a lavorare i fianchi. Siete pronti? E allora insieme, sempre sul nostro materassino, quello famoso di cui vi parlai alla prima lezione, ci mettiamo appunto in questa posizione, lateralmente, quindi appoggiamo i fianchi e ci sosteniamo attraverso il nostro gomito. In questo caso iniziamo ad appoggiare il gomito sinistro con il palmo a terra e le gambe in questo modo, quindi dobbiamo stare ben appoggiate al suolo. Iniziamo con l'alzata laterale e quindi alzeremo la gamba con la punta tesa fino ad arrivare a non toccare l'altro piede, ok? Le serie sono sempre 3 da 20, via! 1, 2, la respirazione mi raccomando, 4, 5, espiro, 6, espiro, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20 giù. Subito il giro per cambiare lato. E allora riprendiamo, quindi ci appoggiamo sulla sinistra, sempre con il gomito a terra, mi raccomando la respirazione, punta tesa e ricominciamo, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, come vedete contraiamo i nostri fianchi, quindi aiutiamo questa parte, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Ovviamente, come vi dicevo, ne faremo 20 per gamba, ma con le nostre solite 3 serie. Adesso andiamo avanti e facciamo un altro degli esercizi per i fianchi, quindi portiamo la destra davanti, quindi il nostro ginocchio destro piegato e la nostra gamba destra, quindi il nostro piede destro dovrà essere ben sostenuto a terra, quindi non dovrà fare questo movimento, ci aiutiamo con la mano e facciamo l'alzata posteriore a questo punto, quindi col sinistro alziamo dal suolo e non tocchiamo a terra come prima, ok? Sempre 20, al mio via, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la punta sempre tesa, mi raccomando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e giù. Subito cambio, mi giro, cambio il nostro lato, questa volta portiamo la sinistra davanti, ci aiutiamo sempre con la mano e quindi manteniamo il piede sinistro per portare su la gamba destra. Siamo pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e giù. Anche in questo caso ne faremo 3 serie da 20. Alla prossima!